Siamo in compagnia della giornalista e scrittrice Paola Treppo per parlare del suo ultimo libro, Le Madonne vestite del Friuli, devozione popolare dalla Carnia a Lignano. Paola, che cosa sono le Madonne vestite? Le Madonne vestite sono un particolare tipo di opera polimaterica, ovvero composta da più materiali diversi, quindi tessuto, legno, cera, metallo, vetro, insomma sono delle opere d'arte che hanno delle composizioni particolari, non sono le classiche Madonne di legno o di gesso che possiamo vedere nelle nostre chiese, nella maggior parte dei casi oggi, ma sono dei, chiamiamoli così, manichini coperti da abiti molto spesso preziosi e donati dalle comunità. Questi manichini possono essere in legno oppure possono avere un'anima anche in metallo, possono avere le parti delle gambe e delle braccia snodabili, quindi sono opere che periodicamente vanno messe in posa, venivano utilizzate per queste anche per fare delle processioni. Per le processioni, perché potevano essere tenute sia in piedi oppure sedute. La tipologia in realtà è estremamente varia, venivano vestite anche statue nate a tutto tondo per essere esposte senza abiti, perché c'era proprio l'usanza un tempo, fino all'inizio del 1900, di vestire anche le Madonne che diciamo non avevano bisogno di abiti. Ad esempio alcune statue della Carnia, anche di autori molto noti, o la stessa Madonna di Barbana aveva il suo corredo di abiti che poi viene ancora conservato. Pensiamo ad esempio al Gesù Bambino di Praga, che non è una Madonna ma è sempre una statua sacra, che ha il suo super corredo di abiti preziosi. E qui in Friuli in quale periodo venivano realizzate queste Madonne? Come nel resto dell'Italia, anche in Friuli la diffusione di questo tipo di manufatto diciamo risale a circa il 1500-1600, è una usanza, diciamo una tradizione, una modalità espressiva sacra che arriva dalla Spagna, passa attraverso l'Italia meridionale, arriva fino a Venezia. Venezia è una fucina di questo tipo di opere e lo è tuttora per chi va diciamo a commissionare un abito sacro nuovo o anche a restaurarlo. E in Friuli quindi arriva intorno al 1600, diciamo che le più vecchie Madonne sono del 1600, rimane dal 1600 quindi fino ai nostri giorni, possiamo dire, perché molte testimonianze le abbiamo ancora oggi. Faccio una parentesi anche perché è tornato proprio in questo periodo, forse dopo il Covid, forse per un'aumentata sensibilità alle nostre radici, una maggiore attenzione alla memoria, l'antico uso di coprire con mantelli di tessuto le statue a tutto tondo. Ad esempio nel Pordenonese, forse qualcuno di voi ricorda, le donne del paese cucirono questo mantello fatto dalle donne con dei quadrati fatti a uncinetto, che poi purtroppo durante la prima processione prese fuoco perché era troppo vicino ai lumini, oppure per un atto vandalico non si riuscì a capire, ma le donne lo ricucirono subito, lo rirealizzarono per coprire questa Madonna, che è una Madonna recente. Quindi c'è nel nostro DNA diciamo questo avvicinarci al sacro, alla statua sacra, e darle un po' di quello che possiamo essere noi, un nostro abito, farla agire in modo che possa essere più vicina al reale, alla quotidianità, che è un sacro astratto e lontano che diciamo può limitare questo senso di identificazione e di richiesta anche di aiuto. Queste Madonne però ad un certo punto furono allontanate dalle chiese. Perché? Sì, siamo all'inizio del 1900, i primi decenni, qualcuno dice 1910, 1920. Comunque da quella data e fino al 1930 arrivò da Roma la disposizione di scoraggiare questo culto. L'Arcidiocesi di Udine spiega che non si trattò di un divieto vero e proprio, ma di diciamo di una fortissima riduzione del numero di statue vestite nelle varie chiese del nostro territorio.
e questo era un divieto che riguardava tutta l'Italia. Perché? Perché si temeva che la religiosità perdesse il suo alto senso e che, diciamo, si trasformasse in qualcosa di eccessivamente folcloristico, che le Madonne venissero eccessivamente truccate, agghindate e toccate. E c'era anche la componente legata alla parte della donna. La donna era responsabile della vestizione della statua, che rimane ancora oggi un rito estremamente suggestivo, del lavaggio dei suoi abiti, della messa in posa, e lo faceva segretamente, ereditava questo incarico dalla famiglia ed era estremamente orgogliosa. Gli uomini non si avvicinavano alla Madonna vestita, mentre in chiesa l'uomo era il sacerdote, per cui c'era un po' questa frattura che diventava un problema nel momento in cui la donna aveva una presenza evidentemente troppo eccessiva. Questa è l'interpretazione anche che dà l'antropologo Giampaolo Dri rispetto a quella che era appunto l'eccessiva vicinanza della donna e le mani della donna sull'opera d'arte, sull'opera sacra, sul sacro in generale, sebbene insomma noi arriviamo da una tradizione dove la Dea Madre è diciamo la prima divinità della nostra terra, no? Se andiamo a ritroso. E questa è, diciamo, anche l'aspetto curioso di queste Madonne che furono proibite, ma che la comunità volle salvare perché membro eletto, io dico, della propria comunità, perché quasi una persona in carne e ossa, che non poteva essere eliminata né bruciata. Ci furono alcuni casi in cui effettivamente le Madonne furono distrutte in parrocchie molto esposte alle visite, ad esempio pastorali, mentre in Carnia oppure nei luoghi un po' più isolati furono mantenute. I parroci non se la sentirono di eliminarle, e forse anche perché erano più nascoste dall'occhio, diciamo, della chiesa ufficiale, per cui là sono rimaste in Carnia. Ci sono alcune opere di questo tipo che sono rimaste negli altari là dove sono nate e sono state create e rimangono lì, mentre diciamo a scendere dalla montagna troviamo un po' le soluzioni più particolari e rocambolesche per riuscire a salvare le Madonne. Alcune furono nascoste, ad esempio nei fienili, nei musei sono finite, poi nelle case private, dentro ad esempio all'interno dei campanili, nelle stalle, nelle edicole votive, specialmente le più lontane, date ai privati, regalate, perché se ne disfassero in realtà i privati le mantennero, e per fortuna questo ci ha permesso di avere delle testimonianze di arte popolare, fede e devozione, insomma ricchissime testimonianze. Proprio perché le possiamo vedere nelle edicole private, dove sono rimaste tante volte con il loro abito originale. So che hai fatto una grande ricerca anche per trovare queste Madonne, appunto molto spesso nascoste. Sì, è una ricerca che è durata anni. Diciamo la concentrazione della ricerca, che diciamo che è cominciata come passione circa 15 anni fa, ha richiesto 4-5 anni di ricerca sul campo, quindi proprio è stata una ricerca cappella per cappella, chiesa per chiesa, archivio per archivio, proprio sentendo le persone quelle che erano le memorie che continuavano ad avere delle Madonne, per cui abbiamo veramente visitato larghissima parte di un Friuli inedito, nascosto, stupefacente, di grande ricchezza spirituale e di interessanti e commoventi storie di persone di paese, persone semplici, persone comuni, e nella loro straordinarietà hanno salvato questo tipo di opera d'arte che appartiene al popolo ancora oggi. Questo libro ripercorre un po' la storia di queste Madonne vestite in una parte del Friuli, poi ce ne saranno anche altri di libri in programma per riuscire a coprire un po' tutto il territorio, vero? Sì, anche questo è un aspetto particolare, perché inizialmente si voleva realizzare un libro unico, pensando che le Madonne vestite, proprio all'inizio della ricerca, fossero qualche decina sopravvissute nel territorio. Quindi, insomma, man mano che si girava, insomma, il Friuli, notavamo invece che
ce n'erano veramente tantissime. Adesso è uscito questo primo libro, diffondendosi la voce, le persone hanno capito che nella loro casa, nella loro chiesa, nella loro cappella, nel loro museo, cioè nel loro spazio abitativo, c'è qualche cosa che è un tesoro e quindi lo segnalano. E quindi dall'inizio, dalla volontà di fare un unico libro, ci siamo ritrovati a raccoglierne tantissime, che sono oltre più di 300, adesso io dico tra 350 e 400 perché con le nuove segnalazioni veramente ce ne sono molte. E quindi abbiamo deciso di dividerlo per territori di arcidiocesi. Il primo è dedicato a una parte dell'arcidiocesi di Udine, il secondo andrà a indagare nuovamente questo tipo di territorio, quindi con i paesi che mancano. Cito ad esempio, ne ho vista l'altro giorno in Val Resia, ce ne sono due, una di collezione privata, una in una piccola chiesa. Tutte le valli del Natisone mancano, tutta la zona di Ragogna, Forgaria, che ha delle testimonianze estremamente ricche, e anche una parte legata a Buttrio, Pradamano, quella zona, insomma in quella direzione lì, Cividale anche come area. E poi andremo a realizzare invece, a stendere la ricerca che già esiste ma che sarà concretizzata, dell'arcidiocesi di Gorizia, che prende anche una parte Grado, Aquileia, insomma molto importante, della ex provincia di Udine, e poi la diocesi di Concordia Pordenone, con delle altre testimonianze estremamente interessanti anche in quel caso. Le Madonne vestite del Friuli di Paola Treppo. Grazie Paola di essere stata con noi. Grazie Mayra, grazie a tutti voi.